E poi andiamo avanti con gli interventi. Oggi i lavoratori sono accompagnati anche dagli indipendentisti, Gavino Sale per IRS. Salute. Se salite su questo palco vi tremano le ginocchia, che accade una marea e gente che non finì più su. Impensabile. Ma la bellezza di questa questione è da cui lanciamo un saluto a tutti quelli che non sono potuti venire e che iangano ad essere in nove con tutto il loro cuore, ma purtroppo non hanno i 20 euro per venire in nove a raccontare le loro storie. Vergogna! E quindi un abbraccio profondo a tutti quelli che dovevano venire qui e non sono potuti venire. E sono decine e decine di migliaia. Ma un altro saluto a tutte quelle donne che piangono di nascosto la notte per non far vedere ai loro figli il disagio, con grande dignità, anche se per decenni hanno cercato di rubarcela. Un abbraccio a tutte quelle donne coraggiose. Qui si è fatto un salto di grande qualità. Scusate, non sento niente. Scusate un attimino. Scusa. Qui abbiamo fatto un grande salto di qualità e salutare il sacro fuoco della protesta. È doveroso, ma il salto che ha fatto la consulta rivoluzionaria è che abbiamo una proposta di governo chiara, chiarissima, soluzionante. Questa che campeggia in questo palco, questa parola sovranità è una parola magica, perché unisce e allo stesso tempo separa. Da chi separa? Oggi ci sono due forze in Sardegna che si stanno confrontando, non dico scontrando, non mi viagate, confrontando le forze della restaurazione, le forze della conservazione, che vogliono mantenere lo status quo, chi lo quiere mantenere in perenne sudditanza, che si sforzano per farci continuare a capire, ad accettare un processo di sottomissione e non quiere mantenere noi in miseria, in povertà, senza nessuna traiettoria di senso, persi all'interno di un ergastolo trasparente che questi avidi vampiri della politica ci hanno costruito. Noi siamo qui per lacerare l'ergastolo trasparente e invivibile. Di fronte a questo ci sono le forze della emancipazione, della liberazione di tutti quelli che vogliono riprendersi l'anima e la dignità che avuto un modo di vivere, è un modo indegno, e noi uomini e donne di Sardegna non meritiamo questo, mai! Bravo! Non è sufficiente dire che siamo tutti sardos, no, questa parola sta dividendo in una scelta fondamentale. La parola sovranità è un passaggio graduale, tranquillo, non violento, che ci fa uscire dalle sabbie mobili
di questa autonomia morta, che non preguntano, ma senza l'Italia cosa facciamo? Noi gli ribaltiamo la domanda, e poi stando sotto il tallone dell'Italia, in che condizioni siamo? Rispondete a questa domanda! Un salto che non è basato sulla quantità di forze, non è cussu, è sulla qualità dell'intelligenza che noi gli batteremo, che noi siamo su un progetto politico soluzionante, definitivamente. Quando noi parliamo di sovranità alimentare, che si importiamo su 80% di agroalimentare, milioni e milioni di euro, decine di migliaia di posti di lavoro, da quel punto di vista è un dramma. Dall'altro punto di vista di sovranità, che chi usa è una miniera d'oro, che abbiamo il mercato interno libero, pronto a prendercelo con i nostri prodotti, produrre, arricchirci e stare sereno. Sovranità alimentare, sovranità fiscale. Per decenni abbiamo regalato le nostre tasse allo Stato italiano, hanno accumulato ricchezza, e quei 10 miliardi non vogliono cedere una lira, non l'hanno furato, per cui dovete restituirci tutto quello che ci avete rubato, subito, immediatamente. Noi abbiamo deciso che non è più sufficiente il ruolo internazionale della Sardegna, non è sufficiente essere la piattaforma, il monmezzaio d'Italia, dove scorie, basi militari ci massacrano, arricchini a Issoso con un fiume di denaro, e a noi ci mortificano, ci fanno morire. Noi abbiamo necessità di una nuova soggettività internazionale mediterranea. C'è il Nord Africa che sta aspettando l'intervento della Sardegna. Questa cosa è utile anche all'Europa, dove noi saremo la piattaforma. Immaginatesi il centro del Mediterraneo con una piattaforma a fiscalità di vantaggio, che ha avuto si è dimenticato che siamo un'isola, non siamo collegati al continente europeo. Produrre in Sardegna costa dal 15 al 20% in più, ma si sa da 40 anni questa cosa. Ma i signori della politica di Roma danno ordini e i signori della politica regionali li eseguono umilmente. Quelle pale eoliche sono il simbolo, quelle pale eoliche e quegli ettari di pannelli solari sono il simbolo del saccheggio. 1 miliardo producono le energie alternative e noi siamo in favore alle energie alternative, ma di quel miliardo rimane 0,6. Per darvi una misura, la Tirrenia costa 380 miseri milioni, 4 mesi di paleolico, ma questi signori gliel'hanno regalata. Ci sono i timbri, le autorizzazioni ufficiali ad autorizzare il saccheggio e la rapina. Noi diciamo basta, è tempo di invertire la tendenza. Immaginatevi se quel miliardo, invece di regalarlo alle multinazionali del vento, una legge nostra, sarda, lo distribuisce sui tetti delle aziende agricole, sulle imprese artigiane, sulle imprese commerciali,
che intubizza 60.000 in base ai metri quadri. Invece no, concentrati nella rapina e nell'impoverimento dell'isola. Noi bloccheremo questo e produrremo ricchezza diffusa. I beni collettivi di chi sono? Suentu la Sardegna di chi è? Delle Power o è nostro? E l'acqua di Sardegna di chi è? Io ho un padre anziano e mi chiede: Gavi, ma mi hanno detto che avete venduto il vento, mi hanno detto che vi avete venduto il sole, ma non è che possa si vendere l'acqua sacra dall'eternità in questa terra. E io mi vergogno, per fortuna questo mi ne seguo e non vede il mio rossore, ma non posso vivere goi a certificare che mio padre ha prodotto un figlio coglione che regala le ricchezze della Sardegna a Sosateros. No! Prima di tutto, prima di ogni cosa, dobbiamo salvaguardare e difendere la nostra dignità personale, delle nostre madri, dei nostri padri, dei Guttalerra, che ormai è anziana, trattata male, e la dovremmo prendere in braccio sicura e trattarla bene, che è un miracolo essere nati in questo paradiso terrestre che tutti vogliono. Credo che siamo sulla buona strada. Il fatto che qua ci siano migliaia di persone, che decine di migliaia vogliono essere qua, è un sintomo profondo che qui dentro tutti voi, non noi della consulta, voi avete una grande responsabilità. Sovranità è prendersi le responsabilità da oggi in poi. Qui è evidente, è chiaro, questa piazza c'ha il nuovo progetto politico per governare l'isola. Io mi immagino come siamo partidos, non sappiamo dove andiamo. Abbiamo costruito una meravigliosa nave, pronta ad affrontare mari sereni e tempeste. Siamo pronti, sarà dura, non sarà facile, ma adesso sappiamo dove andare. Abbiamo posto in moto, finalmente siamo usciti da un momento statico, pietrificato, rassegnati. Siamo entrati in un momento di dinamica, di movimento. Loro volevano bloccarci, paralizzarci l'esistenza, umiliarci. Noi sì, in questa piazza la Munadu, no! È tempo che i sardi lasciano perdere decenni di scontri. Come è tempo di non essere, totumpare, arraionare e progettare soluzioni. Non è più sufficiente suonare come Soros, dire che sono cattivi, disonesti, ladri, non serve da nulla. A venire sul giornale lo confessano loro. Chi sta facendo tremare le ginocchia allo Stato italiano e ai loro, non so più come chiamarli, ma a noi non piace offendere nessuno, no? È che abbiamo un progetto, QSUET, e se noi siamo qui oggi è perché il progetto è accettato. Sta emergendo dal popolo, alla che deve comprendere o no, una esigenza di decidere. Dobbiamo decidere noi, questa è la nuova proposta, questo è il nuovo progetto politico e la responsabilità è totale qui, in questa piazza. Non è più sufficiente dare le colpe agli altri, dobbiamo cominciare a decidere noi. Credo che oggi sia un giorno molto importante,
questo è l'inizio, perché negli incontri che noi abbiamo fatto e si riempiono tutte le volte a centinaia le piazze, le assemblee, i convegni, poite, perché hanno accettato questo tipo di piattaforma. Sentire noi insultare loro non li coca più manco Zubilo. Urlare a 100 decibel, questi signori si mettono i tappi nelle orecchie. Ma Gannambilu, che la nazione sarda si unisce su un progetto, rispondono nell'Unione Sarda contro la consulta rivoluzionaria, che la consulta rivoluzionaria è semplicemente un modo nuovo di vedere le cose, non più accettare i consigli dove la sottomissione ancora può continuare, cioè che la vita personale da umiliati e da zerbini dobbiamo continuarla. No! Abbiamo dato un taglio concettuale, la nostra rivoluzione è qui, nelle nostre teste, nei nostri corpi, nei nostri ragionamenti e nelle nuove passioni. Credo che questa nave si porta in moto e io vi auguro tutto un pare per la prima volta dopo 150 anni verso un viaggio verso la felicità. Oggi abbiamo costruito lo strumento. Se siamo qui fermi nella riva, che qualcuno aspettando qualche nave, chi lo sa, vede? No, abbiamo deciso di costruircela noi. E il concetto di sovranità è quella barca che accorcia i tempi, che riempie l'immediato politico di adesso, quando probabilmente alle prossime regionali un nuovo governo che ci difenda la nostra dignità e che ci restituisca la nostra anima. E da qui vi auguro un buon viaggio a tutto quanto zumpare. Ciao, adios a tutti e non mollate mai, mai, perché siamo qui 50 secoli e non ci hanno mai sottomesso, tanto meno adesso. Sta arrivando l'ora della liberazione definitiva. Un abbraccio di cuore con tutto il nostro cuore. Adios.